sa, ha. Ci siamo tutti questi sospiri per dire che siamo tornati diciamo qui da Piazza Vittorio, dal Lab. È pronto il prossimo artista che risponde al nome di Oniricon, è pronto anche Giulio Tedeschi qui al mio fianco, che tutta la sera che ci accompagni. Non ti ho mollato un attimo. Non mi ho mollato un attimo, ti ho fatto scoprire dei gruppi nuovi io. Sì, grazie. In qualche modo invece il prossimo artista c'è un po' il tuo zampino, avete un rapporto più stretto, in ce lo vuoi effetti descrivere? lo conosco da un po' di tempo e in qualche maniera lo seguo, cioè in maniera bizzarra, ma lo seguo. Senti, noi che seguiamo te invece, si è concluso da poco Wanted 1° maggio, che è il tuo diciamo trademark da un po' di tempo a questa parte. Sì. Com'è andata? È andata bene, l'8ª edizione è una situazione interessante che coinvolge mezza Italia, praticamente se non tutta, 6 mesi di lavoro, più di 200 band che si sono avvicinate anche quest'anno al carrozzone Wanted 1° maggio, una decina di locali in giro per l'Italia, un centinaio di volontari a muoversi lungo la penisola. Non ti perdi l'animo, tu ti muovi sempre. Sì, finché ce la faccio. È giusto, è così che bisogna fare. E quindi diciamo, che temperatura hai trovato quest'anno dal tuo palco preferito? Ma la situazione è interessante, anche se quest'anno abbiamo cercato di fare una selezione estremamente stringata e leggera, a differenza di altri anni. È andata bene, ho pescato in situazioni subalpine, vintage, Poveri Illusi e Mirafiori Kids, qua, certo. affiancando altre situazioni più nuove e chiudendo tutto il seratone con questa Dark Star guarda, l'hai definito benissimo proprio, questa Dark Star che risponde al nome di Oniricon, che è tutto detto, il nome è la qualità. Adesso ti diamo anche, eccoti qua Oniricon, benvenuto. Buonasera a tutti, ma sono anche un po' colorato. Sei anche un po' colorato sulla montatura degli occhiali, diciamo, l'unico diciamo colpo di rosso. Un tocco rosso. Allora senti, io nelle tue note biografiche ho notato che sei anche uno abbastanza, come dire, appassionato di cinema. Sì, ho studiato cinema e faccio videoclip per musicisti. Quindi conosci i musicisti? Faccio tutto. In quello che è il loro lato, diciamo, magari ti ribecchi più capricciosi, che vogliono una cosa. Sì, mi commissionano dei videoclip alcuni musicisti che fanno parte sia del circuito piemontese che non, e io li faccio. Sono molto contento di fare anche quello per cui ho studiato. Io fondamentalmente ho anche un altro progetto che sarebbe il mio primo progetto, che si chiama Propaganda 1904, che è specializzato in sonorizzazione di film muti però sperimentali, quindi sono sempre con l'elettronica e sonorizzo film che partono dal 1895 fino alla fine degli anni 20, quando poi il cinema non è più stato quando arriva il sonoro, fondamentalmente. Quindi senti, invece, allora questa sera ci presenti invece questo tuo progetto musicale. Sì, io ho questo disco che dovrà uscire alla fine di questo mese, ma che il singolo in realtà è già uscito l'anno scorso, quindi ho fatto un po' come si faceva una volta, prima il singolo, poi il disco, un po' come hanno fatto i Depeche Mode, ma io non sono i Depeche Mode, tipo è uscito Personal Jesus nell'89, poi è uscito Violator nel 90. No, questo è un disco, è un concept album. Era un periodo caldo per loro. Era un periodo caldo quello, sì. Il disco è questo qui. Questo disco che si intitola Musica per monorotaia. Si intitola Musica per monorotaia ed è un concept album di musica elettronica. È il primo disco di musica elettronica su questo progetto che è abbastanza misterioso per quelli che abitano a Torino, perché alcuni pensano addirittura che non ci sia mai stata la monorotaia. In realtà c'è stata dal 61. Come no? Perché quella d'Italia 61. Quella d'Italia 61, ma la nuova generazione non la conosce, cioè è questa specie di mistero. In realtà c'è stata dal 61 al 63 ed era proprio attiva. Infatti ho celebrato questo periodo, che era un periodo di massimo fulgore dello sviluppo economico, più che altro in questo caso sia italiano ma soprattutto piemontese e torinese, anche perché è stato forse la prima monorotaia è stata proprio, credo, in Italia, è stata a Torino. Quindi anche in questo caso abbiamo il primato e poi l'abbiamo sciupato. È proprio un'atmosfera abbastanza molto cupa quella della monorotaia, anche perché adesso ci sono i resti che si possono trovare ancora
ancora nella zona di Italia 61, quindi ci sono i vari pezzi che fanno parte di questo disco. In realtà sono soltanto è una parola, il titolo del pezzo è proprio una parola. Ad esempio c'è Nervi, c'è Alveg, che era proprio la casa che ha costruito la monorotaia. Appunto, si è documentato nello sì, ho fatto proprio uno studio sulla monorotaia. La sua proposta musicale è comunque collegata a questa situazione molto ipnotica, e avremo modo di toccarla con orecchie, veramente ficcante. Ficcante, signore e signori, ce l'abbiamo quindi qui al salotto. Ormai diciamo che l'atmosfera è quella giusta e quindi ci ficchiamo nelle orecchie la musica di Oniricon.